about 17. Strong, play my favorite song, and I could tell it wouldn't be long that he was with me, yeah me, and I could tell it wouldn't be long that he was with me, yeah me, singing I love rock and roll, sweet long time in the jukebox, baby. I love rock and roll, so take your time and dance with me. Buongiorno a tutti, sono Gianmarco Mauro, presidente del Buia MTB. Ci troviamo ad Villa di Buia per il 32esimo Gran Premio Madonna del Salut, Memorial Fabbro Maurizio. Anche questa giornata speriamo si risolva per il meglio. Il percorso si trova sulla collina denominata Pravis, dalla lunghezza di circa 4,5 km, da ripetersi 4 volte. È un percorso abbastanza tecnico, tutto sterrato, su prati e single track anche divertenti, e spero ci sia del divertimento per tutti. Poi volevo anche approfittare per ringraziare sia il Comitato Festeggiamenti di Avilla che gli sponsor che ci supportano e tutti i privati che ci lasciano passare sui loro terreni, in quanto siamo alla 32esima edizione. Se non fosse per merito loro non riusciremo a fare una cosa del genere. Ringrazio tutti, buon divertimento e buona gara. Ciao a tutti da Buia, l'ultimo appuntamento di questa stagione ciclistica. Come sempre gara ben organizzata e percorso spettacolare.
La gara è andata bene, nonostante le mie prospettive non fossero delle migliori. Dopo 2 o 3 giri un po' appannati, all'ultimo giro sono riuscito a scappare ai miei avversari e sono riuscito a tagliare il traguardo davanti. Niente, chiudo con un riassunto sulla stagione che è andato piuttosto bene. Dopo aver vinto il trofeo McDonald's, credo di aver vinto anche questo, il Bike Year, quindi tirando le somme sono contento per questa stagione, dopo aver raggiunto molti podi e anche qualche vittoria assoluta. Grazie a tutti e arrivederci al prossimo anno. Ciao, sono Moreno Corazzin, corro per il Delizia Bike Team di Casarsa. Oggi è stata qui a Buia una gara bellissima, percorso stupendo, peccato che era l'ultima e a fine stagione si sentono un po' tutte le gare. È andata bene, sono arrivato primo di categoria e ho fatto terzo assoluto. Pensavo di non riuscire neanche a finirla, ero morto. Bene, mi sono divertito tantissimo. Adesso un po' di riposo, dopo aspettiamo la prossima stagione. È andata bene, ho vinto il trofeo Carnia Bike e il trofeo McDonald's. È stata una stagione bella e mi sono divertito parecchio. Grazie e ci vediamo il prossimo anno. Alessandro Gava, Chicco Team, stagione ormai alla fine, questa è l'ultima gara, terreno direi ideale oggi, bella gara, bel percorso, finalmente l'ultima gara stagionale, da adesso fino al 25 aprile, febbraio anzi, penseremo, la mia stagione è stata una stagione da incorniciare, per quest'anno sono molto contento e adesso aspettiamo la stagione nuova, 3 settimane di stop totale, poi penseremo alla nuova stagione. Grazie a tutti, ciao! Ciao, mi chiamo Marzena Mitan delle Valli del Natisone. Oggi la gara a Villa di Buia molto bella, tratti tecnici che sono andata molto bene. Ultima gara del fine di stagione, comunque è andata bene tutto l'anno, a Fontana Bona e trofeo Cospa sono arrivata prima. Poi c'era un altro trofeo che non mi ricordo come, ma lasciamo perdere, comunque era prima e adesso arrivo seconda nel trofeo, che sono molto orgogliosa, molto contenta comunque, perché veramente sono tante donne anche forti, perciò grazie e ci vediamo il prossimo anno. Ciao, Massimiliano, pedale Gemmonese. Oggi bella gara a Villa di Buia, molto tecnica, dura, molto dura e divertente. Complimenti agli organizzatori, percorso perfetto, cosa dire, complimenti a loro. Stagione molto buona, tante gare, tutte belle, avversari tutti forti, tutti bravi e complimenti all'organizzazione AXI per tutto quello che ha fatto. Ciao, sono Claudio Vitturi, corro per la squadra AZI da Valli del Natisone, anche se vengo dalla Laguna Veneta, precisamente da Burano. Qui siamo oggi ad Villa di Buia, un percorso ormai famoso, una volta si faceva le gare di ciclocross qua. Oggi è la finale del campionato dell'Air Bike, come al solito è stato un percorso stupendo, ci siamo divertiti da matti, a pieni giri, 4 giri sono veramente duri, io ne avevo fatto anche 3 di riscaldamento, quindi per 7 forse mi daranno un premio speciale. Questa è la finale, come dicevo prima, abbiamo avuto un trofeo, anzi una stagione piuttosto lunga, costituita da 4 trofei e per quanto mi riguarda insomma sono partito piano piano, però poi al McDonald's addirittura mi sono classificato terzo e qua finché ho potuto ho lottato e poi insomma non so, finirò quinto, sesto, dico io, non so. Comunque sicuramente quello che non manca è il divertimento e la partecipazione, che ci troviamo tutti, sempre tra noi e si vede che c'è molta emozione in tutto quello che facciamo e lo facciamo veramente indipendentemente dal risultato, con tanta passione. Naturalmente ci vedremo il prossimo anno e se ci sarà qualche gara anche non di campionato, non di trofeo, sicuramente saremo tutti presenti. Vi ringrazio tutti e arrivederci al prossimo. Ciao!
Buonasera, ASD Buie. Siamo qui dopo una bellissima giornata di sport. Siamo stati fortunati perché non ha piovuto, il tempo ha tenuto. Abbiamo avuto 103 partecipanti alla 32esima edizione del Gran Premio Madonna della Salute. Siamo molto soddisfatti, il percorso era bello come sempre, un percorso molto tecnico, sali-scendi nelle nostre bellissime colline. Il terreno era ottimo, nonostante il brutto tempo dell'altra settimana. I partecipanti erano molto soddisfatti, non abbiamo avuto nessun problema particolare, tutti sono arrivati sani e salvi, molto bene, siamo molto contenti. Ringraziamo tutti, ringraziamo i proprietari dei terreni che ci hanno lasciato transitare, ringraziamo i nostri sponsor che ci hanno aiutato finanziariamente nell'organizzazione di questa manifestazione, e ringraziamo tutti i partecipanti che da tutti questi anni ci vogliono bene e tornano sempre ogni anno. Grazie a tutti e buona serata. Buonasera, siamo qui ad Villa di Buia. Oggi ultima prova della stagione agonistica, un'intensa stagione agonistica iniziata il 5 marzo e che ci ha regalato veramente molte soddisfazioni con molte presenze. Con oggi si chiude la stagione e tutti i vari trofei e non resta che darci appuntamento con le premiazioni di fine anno con i vari trofei. I prossimi appuntamenti saranno quindi il 25 novembre a Porcia con le premiazioni del trofeo Bike Air in concomitanza con il trofeo Zanette di strada. A seguire si proseguirà il 30 novembre presso lo Cussick Bike per le premiazioni dell'Axi Cap sponsorizzato dalla Cussick Bike. Si continua con le premiazioni su strada dello trofeo scalatore, il trofeo scalatore Chiarcosso Edilizia presso la loro sede il 1 dicembre. Ed infine, ultimo appuntamento, premiazioni del trofeo Sportler Marathon presso la sede Sportler di Udine il 7 dicembre. Ci vediamo alle premiazioni. I knew he must have been about 17. He was strong.